incontrammo questi terreni, io presi un libro proprio sul Randazzo e scoprì che il fiume Alcantara viene dall'arabo la parola Alcantara e al sarebbe l'articolo, cantara o cantara vuol dire ponte. A me questo simbolo del ponte mi piacque particolarmente e abbiamo fatto il nostro logo dell'azienda. Se voi vedete il cappello della donna è il ponte, il capello sarebbe il fiume e questo ponte per me unisce il vino con l'arte e la poesia. Con la zona, con il territorio. Con il territorio. L'arte e la poesia, infatti non a caso i nomi dei nostri vini hanno tutti i nomi di poesie di autori siciliani e sono state interpretate le etichette artisticamente da due artisti catanesi, un ragazzo che si chiama Guglielmino e una ragazza che ultimamente sta facendo le etichette, si chiama Anna Chiara Di Pietro, una pittrice bravissima. Infatti c'è tutta nell'etichetta troviamo un dipinto, diciamo, appunto nell'etichetta e una poesia, oppure una frase di uno scrittore nostro siciliano, tanto da noi si può sbizzarrire. Prevalentemente tutte le bottiglie, adesso ne abbiamo tante, sono nomi di poesie. Da qualche anno stiamo facendo qualcosa con la prosa, ultimamente abbiamo fatto un bellissimo novembre di Ercole Patti, abbiamo un altro prosa che si chiama Cappellazzo Pagatutto, che sono una commedia scritta a quattro mani da Nino Martogli e Luigi Pirandello. Insomma, stiamo cercando di mettere la letteratura nel territorio. Noi vogliamo dare la nostra identità culturale e la nostra, come dire, identità territoriale. E non ci dimentichiamo che l'Ottocento, per quanto riguarda la letteratura, soprattutto in Sicilia, ha tantissimi scrittori, tra cui anche dei veristi prima dei veristi. Per esempio, a parte c'è Emanuele Navarro della Miraglia, che lo conoscono in pochi, che conobbe i vari, diciamo, scrittori francesi. Io l'ho conosciuto perché, amando la letteratura francese, questo signore si trovava in Francia nel periodo in cui c'era Solà, la Sand e tutti questi personaggi qua, ed era di Sambuco di Sicilia. Un altro posto arabo. Diciamo, la Sicilia ha qualcosa di magico, per la letteratura in particolare. Non a caso alcuni autori sono nati in Sicilia. E io devo dire una cosa brutta, infatti, la letteratura italiana, tranne Leopardi, a me non piace, tranne dal 400 in poi, tranne l'Ottocento, che è tutta dai siciliani, Pirandello, Verga e tanti altri. Allora, praticamente questo in effetti è stato il primo evento che abbiamo realizzato. Abbiamo preso la bottiglia del nostro vino che si chiama Oscuro Oscuro, abbiamo fatto fare le etichette adesive tutte bianche con la scritta Oscuro Oscuro e abbiamo mandato la silloge di poesia Oscuro Oscuro di Martoglio ai pittori, dicendo loro leggete la poesia e fate praticamente un'etichetta. Ognuno di loro ha fatto una o più etichette che noi abbiamo appiccicato nelle bottiglie. Dopodiché abbiamo chiamato un notaio per evitare che si pensasse che i soldi sono tutti pezzi unici questi. Esatto, chiaramente questo è un piccolo quadro, è un quadro piccolino, pezzo unico, originale. Abbiamo chiamato un notaio per evitare che si pensasse che i soldi me li prendevo io, li abbiamo messi all'asta, base d'asta 100 euro. Abbiamo fatto 4 eventi, in questi 4 eventi abbiamo realizzato 24.000 euro che abbiamo destinato a 2 associazioni che si occupano di bambini abbandonati e di malattie rare. E tutto quello che vedete qua dentro è tutto quello che non è stato venduto, perché altrettanto è stato venduto e abbiamo realizzato questi quindi anche la filantroria abbiamo messo insieme un po' di queste cose. Poi un altro evento l'abbiamo fatto con i tappi, abbiamo dato i nostri tappi e questo è Tuli Sottile, un pittore anziano molto bravo siciliano, catanese, il quale ha preso una filastrocca di tanti anni fa e con i tappi ha scritto tappi, sita non tappi, maritata tappi, basta che tappi, come tappi, e ci sta perfetto sia con il tappo che con queste sono, alcuni sono fatti in acquarello, alcuni sono con delle applicazioni sopra, altre sono a pittura, l'olio, quindi ognuno ha dato la sua e poi c'è la famosa il calice della chiesa, esatto, con i revisi. Ci troviamo nell'azienda vitivinicola del dottore Giuffrida, si chiama Alcantara, la cantina, e il nostro, diciamo, il proprietario, il dottore Giuffrida, con cui mi trovo, e l'ho denominato io il nostro appunto mecenate, perché ha una passione per l'arte e ha tramutato questa sua, diciamo, propensione
di proprietario di cantina in arte. Quindi volevo chiedere, infatti volevo chiedere al dottore Giuffrida, dove nei vigneti dove ci troviamo, siamo a poco distanti da Randazzo, sulla valle dell'Alcantara da questo lato e nel parco dell'Etna. E ci troviamo davanti a questa costruzione particolarissima che sono queste chiamate le torrette dell'Etna. Dottore, ci spiega queste costruzioni enigmatiche, come le chiamano alcuni? Allora, diciamo, ci sono due teorie. Una che sicuramente è la verità, e cioè queste torrette sono state costruite dai nostri antenati che, a differenza di noi che raccogliamo le pietre nei vigneti, nei filari e le buttiamo, loro avevano un culto della pietra, le sistemavano, le mettevano in ordine e hanno realizzato questa torretta qui che, come vedete, è spettacolare, è di 5 piani ed è la più grande che noi abbiamo dentro l'azienda. Nell'azienda in effetti ne abbiamo 4, questa così grande, una un po' più piccola, una diruta e una metà in costruzione. Ne abbiamo visto una diruta venendo Esatto, qui. esatto. E quindi questa dovrebbe essere la verità, però c'è anche un'altra teoria, che è una teoria fantastica, che io la racconto comunque, che secondo alcuni queste torrette avrebbero un'origine addirittura sicura, cioè parliamo del 3000 a.C., risistemate nel tempo chiaramente, e che erano non come le piramidi egiziane, come le ziggurat, quindi erano dei simboli religiosi dove si facevano dei sacrifici. Andando su internet c'è anche questa teoria, so che ci stanno studiando, però insomma io le dico tutte e due, quindi... C'è anche, se la vediamo bene, oltre alle ziggurat sumere, ricordano un po', però quelle erano aperte, i nuraghi della Sardegna, sembra. Esatto. Comunque, questo per farvi capire che una volta appunto c'era il culto lo spreco non esisteva, non si buttava nulla. La pianta della rosa è una sentinella. Le rose vengono messe all'inizio dei filari proprio perché vengono colpite in particolare dall'oidio prima che l'oidio colpisca la vigna, e in questo caso se il fattore si accorge che l'oidio ha colpito la rosa, inizia con i trattamenti. Chiaramente noi facciamo dei trattamenti, noi non siamo in biologico, in questo momento siamo in conversione biologica, però sin da quando abbiamo impiantato la vigna utilizziamo prodotti biologici perché riteniamo che quelli sono quelli più sani, più corretti per la vigna. Quindi, come dicevo, appunto la rosa è una sentinella che avvisa se arriva una malattia. A parte questo, scusi se interrompo, che io il sabato porto a casa fasci di rose enormi, quindi addirittura ne abbiamo anche profumate che sono uno spettacolo. Che ormai oggi le rose non profumano più e soprattutto è c'è anche questo aspetto, diciamo, estetico che è molto bello, oltre che appunto utile, diciamo così. Infatti venendo qui abbiamo trovato parecchie rose, che tra l'altro ho visto che ci sono tante varietà, sì, tante varietà. Sono di colori diversi. E molte le abbiamo fatte anche noi con le talee, perché come dire ci tagliamo nel periodo giusto. Il dottore fa un altro lavoro naturalmente, però ha la passione appunto della vite. Quando è nata come è nata questa passione e questa è cresciuta, diciamo, questa cantina, che poi vedremo più avanti, più là, la particolarità del museo che ha creato. Bella, la domanda è bella. In effetti quando ho comprato questo terreno ancora la passione non c'è. La passione è nata a poco. Come l'appetito via mangiando. Esatto, è vero, l'appetito via mangiando. Praticamente il terreno l'abbiamo comprato nel 2005 e la prima bottiglia l'abbiamo prodotta nel 2008, perché già per fare il vino ci vogliono 3 anni. E quell'anno facemmo 1500 bottiglie di vino rosso che chiamammo oscuro. Il capostipite, esatto. Oggi siamo a circa 80-100.000 bottiglie di produzione. Con 1500 bottiglie abbiamo partecipato a Vinitaly. Nel concorso siamo andati a Vinitaly e praticamente quell'anno abbiamo vinto la gran menzione con quel vino e siamo stati gli unici dell'Etna, la prima volta che io mi presento, a vincere questo premio. Questa cosa evidentemente mi ha reso euforico. Andai a Verona, non c'ero mai stato, immaginando che tutti sarebbero venuti da me ad assaggiare il mio vino. Invece il primo giorno, io là col mio banchetto, non si fermava nessuno. Il secondo giorno non si è fermato nessuno. Il terzo giorno è cambiato un po' la mia personalità. Ho detto, io se sto qua 5 giorni non viene nessuno, perché non sapevo che in effetti lì vanno prevalentemente le persone previe appuntamento. Poi c'è magari il curioso, però le persone importanti vanno con l'appuntamento.
Il terzo giorno mi sono messo a fermare le persone e dicevo: volete ascoltare la mia storia? E lì già cominciai a capire che se tu sei educatamente, come dire, intraprendente, però educatamente le persone Senza essere l'apprezzano, invadente. senza essere invadente le persone l'apprezzano. Quindi a chi dicevo: volete sentire la mia storia? L'ascoltavano tutti. Il terzo giorno raccontavo la storia a 30, 40, 50 persone e facevo assaggiare il vino, dicevamo che eravamo sull'Etna, 600 metri sul livello del mare, e concludevo leggendo, perché ancora non le conoscevo a memoria, leggendo una poesia. Il terzo giorno ho letto per 50 volte questa poesia, l'ho imparata quasi a memoria. All'inizio del quarto giorno, allora durava 5 giorni il vinitore, all'inizio del quarto giorno fermo una signora, ho detto: posso raccontare la storia? Dice: certo, d'accordo. Siamo sull'Etna, abbiamo fatto questo vino, abbiamo vinto il premio, l'ho fatto assaggiare e concludo recitando la poesia, già la conoscevo un po' meglio. Questa signora mi guarda, mi abbraccia e mi dà 4 baci, però non baci passionali, baci di cuore. Io dissi: ma chi saranno ubriachi di capo mattina? Al Venite. E non ho capito, all'inizio non ho capito. E passa. Continuo con tante altre persone, nel pomeriggio un'altra signora, la fermo, racconto la storia, faccio assaggiare il vino e recito da capo la poesia. E questa è la stessa cosa. Mi guarda, mi abbraccia, mi stringe fortissimo e comincia a singhiozzare, comincia a piangere. Quando questa si è messa a piangere, ho capito. Io avevo 57 anni, ho capito, meglio tardi che mai, che esiste un modo diverso per comunicare. Non comunichi solo con i 5 sensi, ma comunichi anche con le emozioni, con l'arte, con la poesia, con la musica, e quindi questa cosa qua, e con tante altre cose. E con lei con l'arte è molto bravo. E questa cosa mi è piaciuta moltissimo, e questa è stata la scintilla che poi ha fatto scattare tutta la passione di tutto quello che c'è attorno a in questa azienda. Benissimo. Ce la recita la poesia? Sì. Se se la ricorda. Quella, proprio quella. Quella che vuole. Questa poesia la dedichiamo a tutte le mamme. Benissimo. Martoglio scrisse questa poesia quando sua mamma compiva gli anni e anziché regalarle appunto un oggetto, le regalò questa poesia. La poesia fa così: mamma, mammuzza, se ne avesse a tia, io in questo mondo mi sentissi perso. Ti voglio bene, chiudi l'universo, chiudi la vista, chiudi l'armania. Se non mi senso ancora non si è perso, lo dire mamma, e perché penso a tia che sia la meglio poesia e di la poesia lo meglio verso. Oggi ricorre la tua festa e io, che non mi scordo sta giornata, t'offro l'umile mio solito canto, tu donami una vasata e fammi dormire con la testa sopra il tuo petto, amoroso e santo. È bellissimo. La mamma ce l'abbiamo a 2 passi. passi. La mamma dei siciliani è l'Etna. Come Come chiamiamo noi catanesi, a montagna. a montagna. Vedete queste pietre cosa hanno di strano? Sono delle pietre, sembrano pietre di arenarie, mentre invece vedo che sono di pietrolaio. Bravo, normalmente le persone le confondono come pietre di fiume, in effetti è pietra lavica. No, ma anch'io poco Che fa cosa di altro? l'ho Vedete visto. qua? Questa è pietra lavica. C'hanno queste, Che cosa hanno di strano? di strano hanno queste. No, allora, questo è semplice. Queste pietre noi le abbiamo trovate sottoterra e quindi per uscirne con la benna sono state graffiate praticamente. Ok. Quindi queste strisce sono Perché qua però ci sono ci sono dei microorganismi. ci sono delle cose. Un'altra cosa strana che poi hanno queste pietre. Altre 2 cose strane. Allora, hanno una forma poligonale, innanzitutto, non hanno una forma della pietra lavica tipo quella, per esempio. Questo sembra poligonale, ha sembra un sistema cristallino della pietra. Ma diciamo che certamente di strano è il colore, giusto? Perché non è il colore della pietra lavica. No, infatti. E poi sono arrotondati. Come mai? Com'è possibile? Questo non fosse per l'acqua, l'azione dell'acqua. L'acqua, bravo, l'azione dell'acqua. Ma Sotterraneo. dunque, noi ci troviamo circa 200 metri dal fiume Alcantara, l'Alcantara è qua sotto. No, sotterranea qui non ce n'era, ma diciamo non è che noi le abbiamo trovate molto profonde, le abbiamo trovate quasi a livello, però sotterranea ce n'è sicuramente tanta. L'azione è certamente dell'acqua. Queste pietre dimostrano la storia dell'Etna. L'Etna è un vulcano giovane,
che nasce 700.000 anni fa, e nasce dove c'è Aci Castello, Aci Trezza. E questo è il motivo per il quale possiamo sconfessare la teoria che il fumo fa male. Fuma da tanti anni. Fuma da tanti anni. Questa è la battuta. Vabbè, non ci sta. Fuma da tanti anni. Allora, dicevo a 700.000 anni, quindi è giovanissima, la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, l'Etna non ha nemmeno 1 milione di anni. Per i primi 200.000 anni, e questo vuol dire confermato dal professore Neri, come studio di vulcanologia e da altri, i primi 200.000 anni l'Etna è fatto come l'isola ferdinandea, usciva e scendeva, quindi sostanzialmente non cominciava ad eruttare. I faraglioni, i famosi sassi di Polifemo, Ulisse, sono le prime manifestazioni di questa salire e scendere dall'Etna. Da 500.000 anni in poi l'Etna è cominciato a salire, a eruttare e andare verso nord. Circa 100.000 anni fa l'Etna era più alta di quanto lo è oggi. Questo pochi lo sanno. L'Etna oggi è 3.300 metri, in effetti secondo alcuni studiosi l'Etna era 400-500 metri. E lo si può seguire anche guardando i fianchi della montagna, perché si vedono i fianchi. Ma è scesa anche rispetto al periodo che io ero piccolino, 30 anni fa già. No, ma quello poco, no. Di poco, infatti il fatto che sia crollata, esatto. mi pare che si dicesse era il periodo del Tifo, qualcosa del genere, ci fu un crollo del vulcano e si è formato, secondo alcuni, la Valle del Bove, secondo alcuni da questo lato di fronte a Campazzo, ma più verosimile la Valle del Bove. La Valle del Bove è una caldera, è uno sprofondamento. Quindi quando l'Etna era 100.000 anni fa più alta, le nevi che si formavano erano enormi. Per 80.000 anni, quindi da 100.000, ma anche per arrivare a 100.000, da 100.000 a 20.000 anni fa, l'Etna, sciogliendosi le nevi, venivano giù dei fiumi enormi, con pietre, con sassi, e questi fiumi con pietre e con sassi hanno levigato questi fiumi. Poi, in effetti io l'avevo confuso per la pietra arenaria della zona. Poi ho visto quel taglio lì. Perché lei c'ha l'occhio attento e quindi ha notato questo. Dicevo, poi 20.000 anni fa l'Etna crollò e poi si è formato il fiume Alcantara, quello che oggi è belle queste pietre, danno un tocco di classe pittoresco al paesaggio. Sì, infatti poi c'è il biofattore che ha una manualità per sistemare queste pietre. Le fa parlare, le fa vivere. Quindi è come Filippo delle Teste. No, non lo conosco. Non lo conosce Filippo? È quello di Sciacca. Ha fatto un giardino, è un signore, un immigrato italo-americano. Andò in America, ma non trovò fortuna. Poi ha avuto un incidente, poveretto, e quindi ha caduto e ha preso una botta, e infatti sostenevano che aveva una menomazione. Lui, quando si è trasferito, è ritornato in Sicilia, aveva un piccolo pezzo di terreno, tutte le pietre che attiravano la sua attenzione le scolpiva, e oggi si trovano nel castello incantato di Filippo Bentivegna, mi sembra che si chiama, è chiamato Filippo delle Teste. Se lei lo cerca su internet c'è un giardino pieno di pietre, ha fatto vivere, dove vedeva un occhio, lui c'ha un occhio. Se vogliamo prendere la definizione di Michelangelo, con i prigioni ha liberato la vera natura della roccia.